Siamo con Laura della FIBA Marche che insieme alle compagne, salutate ragazze, ha appena assistito alla gara del maschile. Allora, com'è stata secondo te la gara? È stata una bella partita e abbiamo vinto 2-1, anche se potevamo vincere anche il terzo set. Sono stati bravissimi maschi. Bravissimi e bellissimi. Bravissimo il libero perché ha fatto ricezioni di difese perfette. Aspetta che salutiamo il libero. Salutaci. Torniamo l'intervista. E anche gli attaccanti, soprattutto Tommaso, il centrale, e si sono fatti valere anche per esempio gli attaccanti più bassi. Sono nate delle storie d'amore tra la selezione femminile e la selezione maschile. Segrete ma sono nate. Cosa scusa? Aspetta, tipo... Dov'è? Lei? Sì. Lei. Tre storie d'amore in una squadra. Ma cosa? E invece la vostra partita di questa mattina? Abbiamo vinto anche se dopo set potevamo metterci più grinta e giocare meglio. Siete andate in piscina in questi giorni? Solo ieri. Beh dai, almeno qualche oretta la siete passata. In bocca al lupo ragazze!